in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Uno splendido paesaggio dalle colline asolane, una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Sono due gli argomenti di questa settimana, ben due, che riguardano proprio questo territorio. Il primo riguarda gli ulivi, perché dopo la fioritura c'è la legagione, ma c'è anche un problema, un grosso problema che sta profilando. Il secondo invece parleremo di ciliegie e della stagione che si sta concludendo, che si è appena conclusa. Ma partiamo subito con l'ulivo. Bruno Bernardi, produttore, buongiorno. Ciao. Allora, cominciamo con l'ulivo. Come sta andando la stagione e perché ci sono dei problemi? Intanto andiamo a vedere le prime olive. Allora, la legagione è stata perfetta quest'anno, una fioritura maestosa, una fioritura speciale, possiamo dire, considerato che l'anno scorso non è stata fatta produzione. Le vediamo qui, molto belle. Le prime olivette piccole, tipo grano di pepe, che hanno iniziato a svilupparsi in queste piante. E poi è pieno proprio. Proprio pieno, sì, moltissime olive anche nella parte superiore. Tutta la pianta, tutta la chioma è coperta di olive e questo è un segno positivo. Insomma, tutto bene, no? Ma speriamo che non succeda. Anche l'anno scorso era tutto bene, poi dal 1° all'8 luglio abbiamo visto che c'è stata una caduta completa. E quindi cosa sta succedendo? Ma adesso vediamo ancora i fiori, qui, guarda che bello. C'è ancora qualche fiore, sono gli ultimi che stanno terminando, ma questi ormai non avranno più legagione perché la parte iniziale è già stata terminata. E quindi insomma la qualità si dovrebbe profilare ottima anche. Sì, possiamo dire che l'acqua non è mancata, quest'anno noi qua abbiamo bisogno di acqua in questo territorio, anzi ce n'è arrivata anche qualche centimetro in più, ma insomma non possiamo neanche lamentarci da questo punto. E allora il vero problema qual è? Però stiamo assistendo a un problema nuovo emerso quest'anno, non solamente in questo oliveto ma in tutta la fascia pedemontana, un disseccamento delle piante. Ecco, con Nicoletta adesso facciamo vedere la panoramica, guardate la differenza rispetto all'ulivo di prima, guardate che cosa sta succedendo. Ci può spiegare che cos'è? Bah, sinceramente inizialmente veniva dato colpa al freddo, però possiamo dire che a questa altitudine noi non abbiamo avuto mai l'acqua gelata, quindi da questo punto di vista non è questo. Adesso stiamo valutando, stiamo sentendo anche i tecnici come si stanno esprimendo, perché è una cosa strana, molto strana, anche perché prende metà pianta, 3/4 di pianta, qualcuno anche tutta la pianta. Insomma, un danno che si profila veramente notevole. Ma in questo oliveto abbiamo sia piante giovani, questa è una cosa stranissima di 2-3 anni, sia piante centenarie come queste, e che da questo punto di vista non sappiamo ancora quale può essere la causa di questa nuova malattia. Certamente è un problema perché abbiamo un 5-6% di piante che stanno avendo questo attacco. Allora adesso noi ci vediamo i titoli di questa puntata e poi parleremo direttamente con l'esperto. Agisce sotto corteccia, prendola con ferite che seccano i rami, un nuovo batterio sconosciuto sta uccidendo gli ulivi della pedemontana trevigiana, una vera e propria peste che si sta diffondendo in tutto il Veneto e oltre. Non sorridono i produttori di ciliegie tra Treviso e Vicenza, la pioggia rovina le primizie mentre il sole porta alla maturazione intemporanea delle diverse tipologie. Il risultato, crollo dei prezzi di vendita per eccesso di offerta. Cura le allergie, ha raffinato lentisce e le scottature, nutriente ma da non dare subito ai neonati. Le 1000 potenzialità terapeutiche del miele raccontate dal nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Dalla poltiglia bordolese al brodo d'aglio spruzzato sul fogliame, con l'agrigiardiniere Adriano Favaretto scopriamo tutti i segreti dei trattamenti semplici ed ecologici per piante e fiori. Si preannuncia ottima l'annata 2018 per il vino veneto, ottimo lo stato fitosanitario delle uve e previsti incrementi a doppia cifra in tutte le aree viticole regionali. L'avvio della vendemmia 2018 potrebbe risultare solo leggermente anticipato rispetto al 2017.
Professor Giovanni Alberton, dottore in agraria, 50 anni di esperienza nell'ulivo, specialista in che cosa? Lo dica lei? In elaiottecnica. Che vuol dire? Vuol dire lo studio dell'ulivo e dell'olio. Ecco, senta, ci racconti di questa malattia che vede già preoccupati tutti gli olivicoltori di questa fascia trevigiana e non solo. Non solo gli agricoltori, anche noi siamo molto preoccupati perché ancora sappiamo ben poco. In ogni modo non comprende solo la Trevigiana ma tutto il Veneto e anche parte dell'Italia, quindi anche l'Umbria è un disastro, quindi veramente a livello, si può dire a livello quasi nazionale. Abbiamo un'altra xylella? No, non può essere la xylella, questa è un'altra malattia che sembra una malattia, in base alle prime analisi fatte, che sembra una malattia batterica, diciamo può essere anche una pseudo verticellosi. Articellosi, cioè? Verticellosi, cioè è un verticillium, quindi un batterio particolare che purtroppo fa morire la pianta e lo si vede soprattutto da questo tipo di foglia. La foglia, questa si chiama forma a goccia. Però dopo si spoglia, mentre se fosse verticellosi la foglia rimarrebbe su per sempre. Quindi, e poi vediamo tutti questi bitorzoli che... Bitorzoli può essere anche la rogna, ma soprattutto quello che è pericoloso è questo, cioè le spaccature in senso longitudinale lungo il fusto, i rami, ecco li si vede molto molto bene, con l'accortecciamento fogliare dalla parte esterna, vede che si apre proprio in questa maniera. Questo qua dà delle grosse preoccupazioni, perché prima di tutto perché muore proprio il ramo e può morire la pianta. E adesso stiamo studiandolo molto bene con dei laboratori specializzati sia del Veneto e sia della Liguria, in modo di saperne qualcosa di più. Ecco, ma senta, qui abbiamo visto una piantina giovane che magari ha anche qualche difficoltà di crescita, sì. Ma è una malattia che colpisce solo le piantine giovani oppure tutte? Soprattutto le vecchie. Soprattutto le vecchie? Sì. E allora adesso ci trasferiamo e andiamo a vederne una di quelle storiche. Professor Alberton, qui invece abbiamo una pianta veramente compromessa. Sì, una pianta compromessa perché si vedono alcune patologie. Una patologia... Ci fa vedere la rogna, ce la segna per l'operatore. Sono questi tubercoli grossi, che ce ne sono parecchi, anche lungo questo ramo, ce ne sono grossi anche là. Ma sono conseguenti di questa malattia o sono indipendenti? Sono indipendenti, questa è una malattia endemica che si tiene sotto controllo con il rame, quindi si riesce a tenere sotto controllo. Invece questa nuova la vediamo in alcuni punti. Qua la vediamo molto estesa, veramente molto estesa, ha preso quasi tutta la parte rameale e purtroppo è quella che parlavamo prima, difficile da curare, perché non sappiamo ancora esattamente cosa. Qui la pianta, pur essendo diciamo così robusta, cioè ha diversi anni, rischia di morire di soffocamento. Può darsi, purtroppo, però abbiamo già fatto degli esperimenti su piante anche di queste dimensioni, delle stesse condizioni, dove abbiamo fatto tagliare tutta la parte secca, abbiamo lasciato tutta la parte verde, che vedete che c'è anche la parte verde, e abbiamo disinfettato il terreno. Logicamente con prodotti molto semplici, tipo rame e calce, e con dei fosfiti. Ma tutto questo è capitato cosa? Adesso, quest'anno? Da quanto tempo? Diciamo I primi segnali quando? L'anno scorso. L'anno scorso verso questa epoca qua, però dopo si era fermato il tutto, perché dopo l'anno scorso c'era il problema della cascola, che è stato il problema maggiore, dove diciamo siamo riusciti a risolvere parecchie cosette. Quest'anno stiamo partendo adesso con le analisi. Non c'è neanche un nome per questa malattia? No, la metteremo dopo. Quindi insomma praticamente siamo proprio quasi in anteprima noi qui di Agricoltura Veneta. Allora adesso invece scendiamo col professor Alberton perché facciamo vedere come invece una pianta così compromessa si alterni a una pianta che invece non è compromessa ma che molto probabilmente sarà stata infettata da quest'altra. Può essere? Può essere perché vediamo soprattutto sulla parte sotto. Ecco, ci spostiamo magari sotto così un po'. Vediamo proprio che c'è una parte che si sta seccando. Diciamo questa da come si vede adesso dovrebbe completare il suo ciclo vitale eccetera e fare le olive, produrre le olive. Ecco, ma queste olive poi potranno essere commercializzate visto che la pianta è malata? Sì, tranquillamente, perché è una malattia che non si trasmette né all'uomo né alla parte sana della pianta, quindi neanche al frutto, insomma. Se il frutto assolutamente no, il frutto resta buono. Quindi diciamo che se la pianta produce, la produzione non è compromessa.
Quando invece comincia a prendere la malattia, come vediamo tutti i bitorzoli, lì il guaio perché poi perdi la pianta. Si perde la pianta, si rischia di perdere la pianta, non sappiamo ancora niente, stiamo proprio partendo adesso da qualche mese a questa parte con degli studi particolari, proprio come dicevo prima, tramite gli istituti di fitopatologia. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo delle altre notizie del mondo dell'agricoltura, poi torneremo per capire se ci sono già delle cure. Si preannuncia ottima l'annata 2018 per il vino veneto. I dati arrivano da Veneto Agricoltura. Al momento ottimo lo stato fitosanitario delle uve e previsti incrementi a doppia cifra in tutte le aree viticole regionali. Quest'anno il germogliamento della vite nel Veneto è giunto con 7-8 giorni di ritardo rispetto al 2017, ma le precipitazioni e le alte temperature registrate nelle settimane a seguire, sempre rispetto allo scorso anno, ne hanno anticipato la fioritura. In pratica l'andamento vegetativo risulta essere ad oggi abbastanza nella norma, per cui, stante questo quadro, l'avvio della vendemmia 2018 potrebbe risultare solo leggermente anticipato rispetto al 2017, con la raccolta delle uve Pinot Grigio e Chardonnay base spumante ipotizzata a ridosso di Ferragosto. Giorgio Polegato è il nuovo presidente provinciale della Coldiretti di Treviso. Eletto con un plebiscito mercoledì scorso, Polegato, classe 65 e cofondatore del marchio Astoria Vini, prenderà il posto di Walter Feltrin. Sempre nelle scorse ore l'Assemblea ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo che alla prima riunione nominerà la nuova giunta e il vicepresidente. Sinergia fra agricoltura e turismo. Al via il pacchetto Omnibus, promozione del Made in Italy. Queste alcune delle priorità del neoministro. Poi c'è la partita dei dazi, stop agli accordi commerciali con il Canada e un fermo no alle importazioni a dazio agevolato di olio dalla Tunisia. All'orizzonte ancora minacce di inasprimento dei dazi e di ritorsioni da parte dei paesi che ne sono danneggiati. Fra questi l'Italia, che chiede un nuovo dialogo con la Russia. Zucchero e riso sono i grandi malati dell'agricoltura italiana, che intanto assiste al rincorrersi dei prezzi per mais e soia sui mercati internazionali. Accanto al ministro Gianmarco Centinaio ci sarà il trevigiano Franco Manzato nel ruolo di sottosegretario che porterà istanze e metodo veneto nel Palazzo Romano di via 20 settembre. Andrea Capuzzo, che brutta immagine, quell'olivo mezzo secco e mezzo verde. Diciamo sì, che è un inizio di malattia, però siamo anche fiduciosi di trovare un rimedio, insomma. Ecco, Andrea Capuzzo, presidente della cooperativa Spazio, ma soprattutto uno dei volti dell'ulivo, dell'olivicoltura qui tra le colline asolane, ma in genere in tutta questa zona qua. Stiamo parlando di una malattia che interessa quante aziende e soprattutto quanti ettari? L'olivicoltura nel Trevigiano ormai siamo sul 1.000.000 di ettari e quasi 1.000.000 di produttori. Non è detto che tutti siano interessati alla malattia, però potenzialmente potrebbe interessare tutta la zona. Ma non è solo la provincia di Treviso, perché vicino c'è il Bassanese, più in là c'è anche il Veronese, insomma stiamo parlando di migliaia e migliaia di aziende che possono essere interessate da questa malattia. Certo, perché l'olivicoltura veneta è abbastanza uniforme, cioè si tratta di piante piantate in collina, la fascia pedemontana, e quindi è comune dal Veronese fino al Vittorio Veneto praticamente. La cosa importante, voi dite sempre, tenere pulito comunque l'ambiente, come sta facendo qui Bruno Bernardi, perché così si riesce a intervenire presto, bene e magari in maniera anche chirurgica. Certo, uno dei vantaggi dell'olivicoltura è di tenere pulito, di tenere in efficienza le nostre colline, che altrimenti tenerle pulite sarebbe solamente una spesa, oppure le avremmo solamente rimboschite. Lei è il discepolo di Alberton, avete già una ricetta? Una ricetta per la cura non c'è, sicuramente possiamo lavorare sulla prevenzione, dobbiamo eliminare subito i rami colpiti, anche in caso di dubbio, perché tanto l'olivo comunque riprende, e disinfettare gli attrezzi di raccolta, gli attrezzi di potatura sicuramente da una pianta all'altra. Queste sono norme di prevenzione classiche che andrebbero sempre attuate e ci sentiamo di consigliarle per questo caso.
Bruno Bernardi, lei oltre che essere un produttore è anche uno dei volti dell'agricoltura trevigiana e veneta, quindi molto conosciuto anche in regione. La regione per questo tipo di problema cosa sta facendo? La regione si è dimostrata molto sensibile a questo problema e ha dato disponibilità per verificare assieme ai produttori all'AIPO di Verona, che è l'associazione interprovinciale dei produttori olivicoli, di fare un monitoraggio, vedere quali potrebbero essere le soluzioni, mettere a disposizione, trovare, individuare dei finanziamenti, anche perché dobbiamo riconoscere che tutti gli oliveti o gran parte degli oliveti che sono nella zona della Pedemontana Asolana e del Grappa sono successivamente ai bandi realizzati dall'allora presidente Luca Zaia della provincia, nonché ora governatore del Veneto, che si è dimostrato sempre particolarmente vicino al mondo olivicolo. E non solo, visto che poi è stato anche ministro dell'agricoltura e è andato a vedersi anche gli altri olivi in tutta Italia che potrebbero avere la stessa malattia nel tempo. Sì, speriamo di no, comunque anche perché altrimenti sarebbe mal comune e mezzo gaudio, di questo poi non siamo proprio felici. Nei pochi anni che ha fatto il ministro ha lasciato veramente un lato positivo da questo punto di vista. Allora, con la speranza che questa malattia venga debellata sin dal suo nascere, adesso noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi ripartiremo con un altro tema, quello delle ciliegie, perché sta finendo la stagione. Com'è andata? Sì, ormai la stagione sta finendo, quest'anno sono sorti di problemi anche con le ciliegie, purtroppo è arrivata la mosca cinese, non solamente i cinesi ma anche la mosca, e questo potrebbe creare ulteriori problemi nel prossimo futuro. Allora adesso la pubblicità e poi parleremo della mosca cinese nelle ciliegie. Seconda parte di Agricoltura Veneta, come promesso siamo andati e siamo vicino alle ciliegie. Bruno Bernardi, perché siamo qua? Perché io ho iniziato a lavorare nell'ortofrutta e quindi una parte del mio cuore è legato a questo territorio, è legato a questa produzione, è legato a questo ambiente. Ma anche perché l'annata com'è andata? L'annata quest'anno è stata un po' particolare e adesso sentiremo dalla voce autorevole del nostro amico Pietro com'è andata, però mi sembra che in generale ci sia stato un calo rispetto agli anni precedenti di produzione. E allora andiamo a trovare Pietro Meneghetti, che è uno dei produttori. Qui siamo a Casella d'Asolo. Buongiorno Pietro, come andiamo intanto? Bene, bene. Andiamo bene. Però l'annata, mi diceva Bruno Bernardi, non è stata eccezionale. No, non è stata delle migliori. Però vedo di quelle ciliegie eccezionali. Sì, abbiamo avuto qua la regina che si è esposta bene. Questa è la regina. La regina. Ecco perché voi sapete tutto delle ciliegie, ma chi è a casa e anche il sottoscritto sa ben poco delle ciliegie. Per noi le ciliegie sono tutte uguali, invece Questa è la regina, il Durone, che si è presentato bene e stiamo raccogliendo bene. Però ecco, questa è una ciliegia che mediamente serve per che cosa? Per il consumo diretto oppure può essere usata anche per altre cose? Per diretto e anche per il consumo, quelli che mettono via sotto grappa, che mettono via in composta. Ecco, vediamo qui un filare molto lungo, ma voi avete solo questo di filare, avete solo questo di terreno oppure avete anche altre coltivazioni sempre nell'ambito delle ciliegie? Ciliegie abbiamo la ferrovia, la cordia. La ferrovia, che non è la ferrovia del treno. No. È la ferrovia, è una ciliegia, non è un durone. È molto buona da mangiare, però quest'anno è... Perché si chiama ferrovia? Si chiama ferrovia perché hanno dato il nome ferrovia adesso. Ma com'è? È rosso? È rossa e nera, buona da mangiare. Poi c'è invece quella un po' più bianca, un po' più rosa. No, non abbiamo noi. Abbiamo la cordia che è nera ancora, che è un durone, e abbiamo la Carme, che invece è una primizia, dopo abbiamo la Giorgia. Però è una bellezza questi cespi così. Perché dice che l'annata è andata male? No, non è andata male perché non abbiamo raccolto con la primizia. Perché non avete raccolto con la primizia? Perché è uscita con i fiori il tempo che pioveva sempre e non abbiamo raccolto niente. Con la primizia poco, niente. E adesso invece? Adesso con la regina stiamo raccogliendo bene e basta, finiamo bene con la regina, però con le altre varietà un po' meno. Va bene, noi ci fermiamo un attimo perché come sempre diamo la parola al nostro agrifarmacista Renzo Gatto e poi torneremo a parlare di ciliegie qui a Casella d'Asolo. Parliamo del miele.
Il miele non è un semplice zucchero molle come qualcuno potrebbe pensare, è una sostanza particolarmente importante. Intanto cos'è? È il prodotto della raccolta delle api, del polline e anche di altre parti attive della pianta, che però viene mischiato con la loro saliva e naturalmente con gli enzimi della loro saliva, e questo comporta delle caratteristiche particolari. Il miele ha proprietà antibatteriche abbastanza importanti, ha proprietà antinfiammatorie notevole, e ha anche delle proprietà cosiddette antitussive. Non per niente noi, quando abbiamo problemi di tosse, abbiamo problemi anche un po' di catarro, prendiamo un cucchiaino di miele. Contiene delle sostanze come la pinocimbrina, che è un antibatterico resistente al calore. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche quando lo mettiamo nel latte caldo non perde la sua proprietà antibatterica. Contiene un'altra sostanza, la crisina, che ha un effetto antinfiammatorio molto importante, ma anche sembra di protezione verso alcuni tumori. Questa crisina la troviamo anche nella passiflora, per esempio. Poi ha degli effetti, non dico cicatrizzanti, comunque antinfiammatorio, da poterlo sfruttare anche nelle forme delle scottature, delle abrasioni. Per questo tipo di scottature è preferibile un miele raffinato, perché il miele potrebbe contenere anche delle sostanze inquinanti, degli antiparassitari, ma anche delle sostanze batteriche quando è grezzo. Questa è anche la ragione, cioè la presenza dei eventuali batteri, è la ragione per cui va evitato l'utilizzo del miele nei bambini sotto l'anno di età. Perché se ci sono questi batteri nel bambino che, diciamo, fino ai 7-8 mesi non produce l'acido cloridrico nello stomaco, questi batteri potrebbero avere il sopravvento. Allora torniamo a Casella d'Asolo in mezzo ai filari di Ciliegia. Nel frattempo il nostro solerte Bruno Bernardi ci ha spiegato perché si chiama ferrovia, perché una delle prime piante è stata trovata vicino a un casello ferroviario, e da questo momento in poi insomma si è chiamata così. Si impara sempre anche dagli ex, diciamo, collaboratori, giusto? Però tornando a questo tipo di produzione, voi dite è maturata tutta quanta insieme, questo è il lato negativo della situazione. Questo. Tutte quante sono maturate insieme, Ferrovia, Cordia, Regina, e abbiamo riscontrato nel mercato tutte assieme, e il mercato un po' non è E quindi adesso, dei migliori. E quindi adesso, diciamo così, un chilo delle vostre ciliegie quanto viene venduto al mercato? Il nostro un chilo di questi droni viene venduto a 2,50 euro al chilo. Ci state dentro? Anche no. Anche no. Senta, ma allora come fa con le nuove generazioni? Perché qui abbiamo Laura che è la figlia. Cosa diciamo alla figlia? Di continuare su questa strada? Ora da fare la scelta. Per me questo è sempre stato il nostro lavoro. E allora sentiamo Laura. Laura è la figlia di Pietro Meneghetti, è la nuova generazione. Laura, intanto giovani e agricoltura, come la vedi? Beh, diciamo che negli ultimi anni ho visto un grande ritorno all'agricoltura, anche ragazzi che comunque conoscevo dalle medie, dalle superiori, hanno iniziato comunque a lavorare con il padre o hanno aperto una loro impresa proprio. Quindi diciamo che forse anche una voglia di creare una piccola loro impresa, o comunque anche un interesse per un ritorno a un frutto e a un cibo che sia a chilometro zero, sia controllato. Quindi deduco che una mezza idea ce l'hai? Sì, diciamo che ho una mezza idea su questo. Però il papà intanto è rimasto dietro, perché lui è un po', come dire, un po' timido. Signor Pietro, venga qua. Senta, ma e se la figlia le dicesse leviamo tutto e mettiamo su Prosecco? No, ma il Prosecco no. Perché? Perché io non ci credo al Prosecco. Siamo cresciuti con le fragole, con i pomodori, con le ciliegie, con le pesche, ho visto anche. Pesche, con i kiwi. Andiamo avanti in questa strada. Va bene, allora noi proseguiamo poi per capire se è d'accordo Laura. Intanto noi ci vediamo come sempre la rubrica del nostro giardiniere Adriano Favaretto, e poi torniamo qui a Casella d'Asolo. Nella puntata della volta scorsa abbiamo parlato della selezione dei rami del pomodoro per la fruttificazione. Oggi, come d'accordo, parliamo del trattamento utilizzando i prodotti della vecchia civiltà contadina, cioè il sulfato di rame. Si prende
la bottiglia di prodotto è già sciolto, ho un piccolo zainetto da 5 litri, lo riempiamo, aggiungiamo in base ai litri d'acqua e c'è la leggenda quanto per litro. Se avete poca roba prendete confezioni più piccole, chiaramente no, oppure utilizzate, giusto per riciclare, gli spray, spruzzi che avete per la lavatrice, per i detersivi. Avvitiamo, si agita bene, che venga ben diluito con l'acqua, lo pompiamo, quindi fa la pressione, eccola, e adesso andiamo, ci dirigiamo verso le piante del pomodoro. Si irora appunto con questo zainetto, controllando una volta data la pressione lo spruzzo se è più o meno nebulizzato. È meglio che sia nebulizzato, così proprio deve essere come si dice, non deve essere una doccia, deve essere proprio una nebbia che cade sulle foglie. Non è pericoloso, non ci sono problemi per bambini, per animali. È il vecchio solfato di rame che si usava. È chiaro, questo non combatte i pidocchi, però rafforza un po' le foglie e le mantiene sempre belle. Se invece notate che ci sono degli afidi, un altro consiglio ecologico, fate bollire degli spicchi di aglio, dopodiché una volta cotti bene li mettete a macerare con l'acqua bene, li sciogliete, li stemperate come fare una purè, li diluite con acqua, mettete questo aglio, diciamo, acqua e aglio dentro questo piccolo contenitore e spruzzate dove ci sono gli afidi, su tutte le piante, non solo su quelle da orto. E vedrete che il risultato più ecologico così, non è tanto ecologico per quanto riguarda gli afidi, ma insomma spariscono. So che mi invidiate perché sono con due belle ragazze e sono in mezzo a un campo di ciliegie mature, meglio di così. Abbiamo Francesca e Laura, le figlie di Pietro Meneghetti, qui a Casella d'Asolo. Camminiamo insieme. Allora, intanto comincio con Laura. Hai sentito prima il papà che ha detto niente prosecco, andiamo avanti con la frutticoltura, d'accordo? Sì, perché comunque ne siamo astemi e quindi diciamo che preferiamo, diciamo, per dire, avere la frutta a chilometro zero sempre sotto casa piuttosto che avere il prosecco, ecco. Francesca invece studia medicina. Quanto importante è una corretta alimentazione, ma soprattutto con prodotti diciamo chilometro zero, prodotti che hanno magari pochi trattamenti poi per la qualità della vita? Beh, sicuramente l'alimentazione influisce su un sacco di patologie e quindi bisognerebbe appunto cercare di alimentarsi il meglio possibile, perché la gente non capisce che molto spesso andando a risparmiare su ciò che si mangia sì, si ha un effetto benefico nell'immediato, nel senso che posso comprarmi un paio di scarpe in più o una vacanza in più, ma alla fine a lungo andare si ritorna tutto indietro. Non a caso l'incidenza di tumori quanto non è aumentata negli ultimi anni, anche perché i pesticidi appunto non sono di certo tutta salute, ecco. Diciamo che allora l'idea di studiare medicina ti è nata proprio dall'agricoltura? Sì, beh, anche perché comunque l'agricoltura ti mette la passione per il cibo e quelle cose là, e infatti l'aspetto medico che vorrò andare a studiare io è appunto l'alimentazione, come influisce, e questo è insomma l'aspetto che mi interessa. E in azienda cosa conti di fare? La lasci alla sorella e basta? L'azienda vedremo, non lo so. D'altra parte sono giovani, devono ancora decidere. Adesso noi invece diamo la linea al nostro Giancarlo Iannicelli per le previsioni del tempo del fine settimana e poi naturalmente torneremo qui per le conclusioni. L'anticiclone delle Azzorre regolarmente si sta spingendo verso di noi e garantirà diversi giorni di tempo stabile e infatti le perturbazioni saranno impedite di scendere alle nostre latitudini e toccheranno solo marginalmente le Alpi, dove è possibile qualche temporale. Quindi prevediamo per i primi giorni della settimana, da domenica fino a mercoledì, anche giovedì, anche venerdì, cielo in prevalenza sereno, un po' di velatura del cielo nelle prime ore, un po' di attività cumuliforme durante il pomeriggio. I fenomeni saranno molto ridotti. Per fine settimana invece, da sabato, potremo avere un deciso peggioramento che poi confermeremo proprio perché si infiltrerà dell'aria più fredda, più instabile, che attiverà sistemi perturbati con possibilità temporali. Ecco, avremo questa possibilità abbastanza diffusa per fine settimana, che interesserà sia la pianura sia i rilievi. I venti saranno deboli, di direzione variabile a regime di brezza lungo il mare. Per quanto riguarda le temperature, da 17 ai 20 gradi
magari le minime, le massime intorno ai 28-29 gradi per domenica, lunedì, poi supereranno i 30 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Pietro Meneghetti, ma che strane ciliegie che ci ha presentato qua. No, questa è non ci pesca, no, la ciliegia. Ecco perché dimostriamo che finite le ciliegie voi avete la continuità con le non ci pesca. Iniziamo con la non ci pesca, sì. Senta, la domanda è d'obbligo, lo chiediamo anche quando, diciamo così, parliamo di prosecco. Quanti trattamenti per avere questo tipo di prodotti? Minimo indispensabile. Abbiamo un po' che ci disturba il cimice, però per il resto minimo indispensabile. Senta, ma è vero che lei ha tentato anche di fare delle mele biologiche e poi non le voleva nessuno? Perché ma col cimice adesso o mettiamo tutte le reti o sennò con la chimica un disastro. Senta, ma il pubblico, il cliente, la mela con una tacchettina, la mela che magari può avere il verme, non l'accetta assolutamente. Eppure sarebbe completamente naturale. Lo so, ma comunque guarda sempre la migliore. Grazie a Pietro Meneghetti, siamo alle conclusioni anche perché sta per arrivare un temporale, a parte siamo d'estate. Bruno Bernardi, 14 ore al giorno, a volte la campagna non viene remunerata adeguatamente, ci vuole tanta passione. Tanta passione e tanto amore, e purtroppo dobbiamo constatare che in campagna non si può avere o fare programmazione, perché vediamo che ogni anno c'è qualcosa, o il tempo, o le malattie, o gli insetti, qualsiasi cosa che arriva, e quindi ci vuole solo amore e passione per riuscire a rimanere nel nostro mondo. Senta, noi abbiamo un frutteto qui in Piana, nella zona dell'Asolo, della diocesi dell'Asolo, e quindi mi viene da pensare, domani mattina vedremo prosecco anche qua? No, nella Desta Piave c'è una mentalità diversa, ci sono moltissimi meno impianti di vigneto, ci sono culture diverse, andiamo dal mais all'orzo, perché ci sono anche produzioni diverse, andiamo dal lattiero caseario alla frutta, verdura, olivi, e quindi abbiamo un ambiente molto variegato qua in questa zona. Magari perché già si pensa che insomma questa cosa del prosecco non durerà in eterno. No, la cosa del prosecco dura e deve durare, perché sicuramente è un prodotto importante e fondamentale per la provincia di Treviso, non solo, però è anche giusto che sia una diversificazione nel nostro mondo. Abbiamo visto anche due ragazze giovani dietro a papà Pietro. Secondo lei il futuro dei giovani? Sì, il futuro dei giovani sia per l'innovazione che per le idee, e speriamo anche per la voglia di lavorare. E allora con questo bell'auspicio ringraziamo Bruno Bernardi, tutti voi per l'attenzione, vi diamo appuntamento la prossima settimana con un'altra avventura con Agricoltura Veneta. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.